Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, andiamo avanti con la nostra storia. Dobbiamo andare... Dov'è che dobbiamo andare? Ah sì, super di qui. Esattamente. Ok, super di qua. Abbiamo fatto fuori quel bel mostriciattolo. Ah, oddio, sì. Dove siete? Dove siete? Non vi... Ah, eccolo là dove sei. Uno è là. Che... Oh, guarda dove sei. Guarda che bello. Ah, eccolo là dove sei. Sì, se no facciamo fuori tutte le munizioni. Anzi, vediamo se riusciamo a farne. Certo. E ci facciamo anche un bel fluido. Che non si sa mai. Questi qua. Aia. Dov'è il fluido? Ah, ecco là. Non chiedetemi come ho fatto a prenderlo in cima là, non ne ho idea. No, non mi servono soldi, Stella, mi servono scarti e polvere da sparo che non abbiamo. O non ne abbiamo molti. Scarti arrugginiti? Ah. Allora,
Allora aspetta, no, io avevo anche, o sbaglio? Ah, è quella qui infatti. Allora, prima andiamo su per di qui. Aia, voi da dove venite? Ma ti ho sparato! Aspetta, no. Ma c'è anche una cassa qui. Munizione, ma ho appena sprecato, tra virgolette. Vabbè, abbiamo capito che è meglio segare il palo. Di quanto poco ci vuole a perdere. Aspetta che facciamo un... Ah, in automa... Allora, bomba artigianale, bene. Qui ci sono gli scarti. Munizioni esplosive, ma poi c'era anche qualcosa. Eccolo là. Che allora dopo troviamo il nostro amico mercante. Allora, intanto ci equipaggiamo con queste, con questa qua. Questo ve lo dico è un posto molto 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 brutto. Sarà il loro rifugio. Probabile.
Ma vai a quel paese. Dai. Venite qua, dai. Dai. Oh, furbi qua. Vado. Ma ti ho sparato! Beh, ci facciamo. Se quelle buone non ci andate. Se quelle buone non ci andate, andiamo giù quelle cattive. Cosa volete farci, ragazzi? Ok, bestione. Un po' duretto, però dai, ce l'abbiamo fatta. Sotto le ali non ci torno, neanche dopo morto, perché... Magnum. Abbiamo solo 3 colpi. Troppi? Va bene, andiamo giù per di qui. Per fare le pozioni... Magnum cosa ci vuole? Ah, non abbiamo il progetto. Non abbiamo il progetto. Mi sa che non mi ricordo neanche se c'è a dirtela tutta. Stordenti. Beh, intanto gli spariamo queste qua tre. C'è un personaggio qui più avanti che è micidiale. Esattamente questo vi parlavo. Oh, simpaticoni. Stanno facendo la pappa. Stanno mangiando la pappa, guardali, guardali. Qui c'è una soluzione medica. Allora, sono arrivati gli ordini del re. Ritirata. Trovo davvero irritante il dover abbandonare le fortezze e lasciarla a quegli eretici.
Se solo avessi un po' di tempo in più riuscirei quasi sicuramente a cambiare l'esito della battaglia. Ma no, è la mia curiosità verso questo luogo che tenta di influenzare le mie decisioni. A detta degli abitanti del posto, qui nei paraggi ci sono delle rovine molto antiche, il luogo della cerimonia con 4 statue giganti, le caverne coi graffiti intagliati sulle pareti, il piedistallo di pietra con che loro chiamano calice dei giganti. Da dove provenivano coloro che hanno costruito tutto questo? Dove sono finiti? Non sopporto di dover abbandonare questo luogo senza scoprire la verità. Allora, io quasi quasi facciamo. Perché se abbiamo le granate, usiamo queste che... Quant'è che fanno di danno che non mi ricordo? Esamina. 1200. Però abbiamo molti più colpi. Si mette male. Oh, duri a morire qua. Ah, se n'è andato adesso. Ah, adesso ci sono questi qui. Aia. No. Ma ti ho detto di sparare. Oh. Aspetta, ma abbiamo anche la bomba artigianale. Sto qua è duretto, è duretto. Oh, l'ho fatto fuori, bene. Fanculo.
È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo consumato un macello di roba, però almeno, guarda, ha un'altra bomba artigianale, guarda, guarda, guarda. Qui c'è altra roba, oh, precisione, fucile. Bene, bene. Abbiamo solo... non è che siamo ricchi. Ma perché il consumato... Ma vai male ora. Ho sbagliato, però... Bene. Mi sono consumato una pozione, però pazienza. Allora, qui c'è un po' di roba da raccogliere, se non mi ricordo. Tipo quella roba lì che lampeggia. Mi viene boh. Quarzo giallo. Cristallo grande. Ce ne sono altri? Ah, eccolo là, un altro. Precisione, pistola. Madre Miranda. Ma cosa? Che spettacolo, Ethan. Ben fatto. Vieni fuori, stronzo. Non te la farò passare liscia. Mantieni la calma. Ancora uno sforzo e sarà tutto pronto. Ti darò una mano. E tu in cambio... In cambio cosa? Innanzitutto vieni qui. Metti i flaconi nell'altare e il resto lo capirai da solo. A presto, Ethan. Dannazione. Va bene, facciamo così allora. E intanto qui c'è un tesoro, il piatto di Guglielmo. E adesso abbiamo preso anche l'ultimo tesoro. Mi sa che non ce ne sono altri in giro. Infatti li abbiamo presi tutti quanti. Molto bene, sono contento. Là è chiuso, giusto? Per forza di cose per di qua allora. Qualcosa da rancurare? No. Andiamo per di qui un attimo, vediamo. C'era qualcosa sotto qui, ma... Moneta. Qui abbiamo un fluido che va sempre bene. Eh... Ah, qui è il pesce che abbiamo preso prima. Quello, quella carne prelibata, per capirci. Qui c'è qualcosa? No. Prima vado qui, munizioni fucile, una granata. Bene, bene, bene. Allora, interagisci. Note sull'impianto del Codò, soggetto 174-181. Allora, soggetto 74, mi hai
M, caratteristiche 21, maschio, argentiere polmonite, risultati compatibilità scarsa, diffusione del K2 assente, trasformazione del corpo, perdita cognitiva, un altro Licam, mandato al pascolo. Soggetto 177, Bernadette B. Caratteristiche 21, femmina disoccupata, nessuna malattia progressa, risultati morte. Soggetto 181, Alcina D, penso sia Dimitrescu. Caratteristiche 44, femmina, discendenza nobile, non proviene dal villaggio, malattia del sangue ereditaria, risultati, compatibilità molto alta, nessuna parità cognitiva, in grado di controllare le mutazioni del corpo, applicata procedura di controllo cognitivo, mandata in osservazione. Però ah, ma ce n'è anche un altro qui. Altri? No. Aspetta un attimo, non ho guardato. No, aspetta, no, qua ci sono già passato. Aspetta, vero. Troveremo il nostro caro amico mercante da qualche parte, no? È super di qui. Pollo. Vieni qui, caro. Munizioni pistola. Ce n'è un altro qui in giro? Sì, eccolo lì. Dove vai? Dove vai? Dove siamo? Ecco. Oh. Esatto. Dai. Pollo. Bene. C'è qualcos'altro qui in giro? No. Non credo. Ah no, invece c'è una bella pianta verde. Guarda dov'è. Ah, guarda, c'è un coso, non l'avevo mai visto. Cristallo grande. Qui ci vuole invece questa qui. Qualcos'altro? No. Bene, allora andiamo dal nostro amico. E dobbiamo andare là per forza, poi ah, eccolo. Ci sarebbe anche questo da far fuori. Però siamo messi male a munizioni e lo farò un'altra volta. C'è un altro mostro come quello che abbiamo appena fatto fuori, praticamente. Per farlo in breve. E siamo messi male di munizioni, la strada è ancora abbastanza lunga, perché è abbastanza lunga, e io direi di farlo un'altra volta. È un grande piacere vederti tornare vivo e vegeto. Cazzo, Sì. sono il tuo unico cliente. Allora, vediamo, qui mi domanda, guarda, Grazie. È ora di cucinare. la tua salute aumenta di molto, bene. Finito. Unisciti pure a me se ne hai voglia.
Un piatto non male. Qua mi mancano 3 pesci che non so dove andare a prenderli, Sono in grado di sinceramente. eseguire qualsiasi modifica. Sarà sicuramente un ottimo pasto. Come desideri. Sicuramente ci sono in giro, però non saprei dove Sono in sono. grado di eseguire qualsiasi Allora, modifica in cambio di un modesto importo. Vivianite, quarzo giallo, cranio, martello, piatto di Guglielmo. Vendiamo un pollo e basta. Ah! Allora, potenziamenti. Potenziamenti sono già al massimo. Pure attivi. Potremmo prendere un po' di munizioni. Ah! E Ah! costano un capitale, però c'è da Procurarsi dire. gli articoli giusti e ti auguro una splendida avventura. Grazie mille, caro. Allora, no, sto guardando se c'erano altri posti per prendere dei pesciolini, però non me ne vengono in mente. Non me ne vengono in mente altri, sinceramente. Mi sa che li abbiamo presi tutti. A sto punto. Allora, dai. Ma cos'è stato? Ma facciamo le braccia e per ultimo la testa. Cosa? Trova Heisenberg. Però mi piacerebbe andare a vedere in velocità, una cosa. Se troviamo 2 pesci, dove abbiamo trovato quello dorato, per capirci. Che era per di qui. Solo quello ha una piccola tappa veloce, ma non credo ci siano, però infatti non ce ne sono, niente. Secondo me per avere tutto quanto bisogna farlo in 2 volte. A sto punto. Niente. Andiamo dal nostro amico Heisenberg.
Vedete che si muove un po' più veloce comunque. Cosa succede? Non chiedetemi come ha fatto a portarlo lì o dove se l'ha messo, beh, me lo sto domandando anch'io, eh. Ah, qui non abbiamo più colpi proprio. Ah, qui ne abbiamo 50. Bene, bene, bene. Buono a sapersi. Intanto facciamo fuori qui della pistola. Non preoccuparti per la mocciosa. Starà benissimo. Perché l'hai detto te, porta quel culo guarda. al di là del ponte. Io direi di dare una piccola salvatina che non guasta mai. Vi ricordate sotto là dove eravamo prima o sbaglio? Ah, Ethan Winters. Benvenuto. Non pensavo avresti sconfitto Donna e Moreau, ma in America sei sopravvissuto a peggio, hm? Mi piaci. Vorrei parlarti di Rose e di Miranda. Oh, entra pure. Tranquillo. Non è una trappola. Cosa hai in mente? Questa qui è chiusa. Un segreto. Ma che diavolo? Mia, La verità brucia. Aspetta. Il tuo piano è farmi fuori come gli altri, così potrai salvare Rose, giusto? io rivoglio mia figlia! Senti, tu non hai capito niente. Cazzo, sto parlando! Hai rotto il cazzo! Perdonami. Accomodati. Ascolta, Ethan, ti hanno preso in giro. Ma di che stai parlando? Pensi che sia un gioco? Ho detto siediti! Che simpatico. L'enorme stronza con il culo grosso. La matta con la bambola. Lo scherzo della natura. Non ci arrivi. È un test per vedere se sei degno di entrare nella famiglia di Miranda. Io non voglio far parte della famiglia di Miranda. Nemmeno io, ma eccoci qui. E io sono il prossimo, giusto? Mi fai fuori, prendi il mio posto. Beh, col cazzo! Me ne sbatto dei tuoi problemi personali!
Io rivoglio solo mia figlia! Sì, anch'io. Lo sai quanto è potente quella bambina? Anche Miranda ne ha paura. Fallo di nuovo, stronzo, e giuro che... Io e te, Ethan. Insieme possiamo salvare Rose e poi usarla per schiacciare Miranda come un verme. Mia figlia non è un'arma! Vaffanculo! Ultima chance. Non vuoi sapere che c'è lì sotto, fidati. Correrò il rischio. Condoglianze. Ah! 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 Chi c'è qua sotto? Ah, quello lì. Cazzo! Merda! No, aspetta, devo andare per di là, vero? Per di qua. Piccolo cieco! Cazzo! Ma che cos'era? Me lo sono chiesto anch'io. Prima andiamo giù per di qui. Ah, mi sembrava aver visto un'altra roba, infatti. Riusciamo a farci? Certamente. Qui c'è qualcosa che non ho visto. No. Questo posto è assurdo. Devo Direi. tornare su. Allora, fuggi dalla fabbrica. Una paloia. Noi siamo qui. E dobbiamo andare in cima là, presumo. Passando ovviamente per tutti i livelli. Perché sennò... Qui c'è la cosa per la sfera. Fluido chimico, basta, non c'è altro. Non si può andare per di là, no.
Oh, il nostro Ho amico. ampliato i miei servizi, vieni, dai un'occhiata. Stai Certamente. cercando qualcosa in particolare? Ma sinceramente vorrei potenziare un po' le signore qui. Allora qui... Una parola adesso. Cosa potremmo... Beh, usiamo tanto la pistola. Qua usiamo tanto la Una pistola e modifica così elementare si può fare in un lampo. diciamo il shotgun per capirci. Questo, allora. Cosa? Ah, va bene, io ho finito. E allora con quei 4 spiccioli che ci sono rimasti, direi di comprare la potenza. Solo un attimo, prego. 41 miglia. Facciamo un po' la cadenza. No, direi velocità di ricarica. Intanto Ho delle novità in vendita. F2, vediamo. Ah, è quello qua, 15.000, beh. Oh, non mi stupisce che ti... Cosa abbiamo per la F2? Ah, il poggiaguancia che ne costa 20.000. Borsello del Duca, cosa possiamo vendere? Niente, perché abbiamo già venduto tutto. La fame. Grazie per il tuo supporto. Grazie per il tuo supporto. Porco, mi hai mandato il verde. Aspetta, voglio dare un secondo. Bene. Se non sbaglio c'è un trofeo da centrare, uno di quei cosi qua. Che uno neanche ci pensa, ovviamente. Va bene signori, allora io mi fermo qui. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere in modo da far crescere me e il canale. Un grazie ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.